È un bellissimo sabato mattina di novembre. Invece di starcene a letto siamo qui con alcuni amici di lungo corso. Paolo Bomben è no, non sei il presidente, ma sei uno dei soci fondatori del Canoa Club Nones. Esatto, con un suo collaboratore, poi ce lo presenterai. Senz'altro. Ok. Lo scopo di questo incontro è fare una discesina lungo il Noncello. Mostrare okay, quegli angoli magari meno visibili che invece sono a 2 passi dalla città. E parlare dell'associazione, delle sue attività, dei progetti per il futuro a medio e lungo termine e tutto quello che riguarda il mondo della pagaia. Un possibile sviluppo sportivo e turistico. Assolutamente. Del mondo della pagaia, della canoa e del kayak qui a Pordenone. Certo. Bene. Ma scusa un attimo Paolo, ma perché dobbiamo portarci dietro sto qua che si vede da qua a là che... Ma chi? Lui? Questa zavorra qua. Hai capito chi è? Ma dopo me lo dici, questo qua, guarda, questo qua si vede da qua a là che è uno che non è mai salito in canoa. Ma dopo mi racconti, dai, che abbiamo 3000 cose da fare. Va bene. Allora adesso prendiamo la canoa canadese. Sì, e risaliamo verso il ponte di Adamo ed Eva. Boh, perfetto, andiamo. Scusa Paolo, almeno, sì, dimmi. No, almeno mettiamogli il giubbotto salvagente. Certo, no? certo, ma il cielo che lo mette. Per cortesia, dovrebbe, perché sa, è un attimo a trasformare una bella mattina in una tragedia. Magari, ecco, noi non... esagerare adesso. Insegnagli un attimo come si mette. Ma no, dai. ma guarda che va bene. Dai, che non perdiamo tempo. Sì. Andiamo. Dagli una mano, non vedi che è in difficoltà? Paolo, dagli una mano al signore, guardalo! Ma sta scherzando! Ma che sta scherzando, non ma vedi? Sì, ancora non mi fai mai spiegare chi è, fammelo dire, no? Ho capito che è il sosia di Sylvester Stallone. Non vedi che ha anche gli occhiali da cobra? Per aiutarti a girare. Ma dove va? Scusi, faccia attenzione che c'è anche corrente. Tranquillo, ho fatto una volta. Bene, allora Paolo, risaliamo per un brevissimo segmento il Noncello, vero? Siamo partiti dall'imbarcadero Marcolin, cosiddetto. Esattamente, e stiamo procedendo verso il ponte di Adamo ed Eva, chiamato così per le 2 statue. Che in realtà sarebbero Giove e Giunone, ma vabbè. Esattamente, ma tutti ormai lo chiamano ponte di Adamo ed Eva. Ma qui il Noncello è balneabile, vero? Sebbene scorra lambendo la città, le acque sono relativamente pulite. Sono relativamente pulite anche perché il fiume è un fiume di risorgiva, il Noncello nasce a Pordenons. Quindi a pochi chilometri da qui. E ha come vedi, ha un'acqua molto chiara, molto pulita. Tutto a posto lì? Molto bene, grazie. Sì? Eventualmente le diamo un travelgum se le viene mal di mare o guarda le rasse. Mentre qui abbiamo un nostro amico che va col SUP. Ciao Alberto. Ecco, lui sì faceva il gondoliere a Canareggio. Sì, adesso lo riconosco. C'è una discreta corrente, però si risale facilmente, vero? Sì, si risale con facilità e come vedi gli scorci sono bellissimi. Non mancano le rogge che entrano dentro dalla città di Pordenone, che come ricordiamo deve il suo nome proprio al Noncello. Il fiume eponimo della città. Ma la cosa che rattrista un po' è proprio il fatto che il fiume lambisca la città, ma sia ancora una presenza silenziosa e ignorata. Esattamente, è quasi inosservato ed è un peccato, anche perché a molto dobbiamo questo fiume e come si diceva prima ci sono delle bellissime escursioni da fare, di tipo naturalistico anche volendo. No, anche perché il fiume potrebbe essere davvero una risorsa turistico-sportiva che finora non è stata sfruttata per quelle che sono le sue potenzialità. Assolutamente. Ma da qualche parte io l'ho già vista. Vabbè, dopo mi verrà in mente.
Ma quindi anche lei mi pare di capire che tutto sommato così a digiuno di canoa non è? No, ogni tanto ne approfitto anch'io di questo turismo silenzioso per vedere cose che a piedi o in auto non vedi. Sono a parte gli scorci naturali o magari della città in angoli differenti, ci sono proprio delle situazioni naturalistiche davvero interessanti. Anche perché, Paolo, correggimi se sbaglio, ma questo fiume attaccato alla città potrebbe essere proprio la palestra ideale per tanti ragazzi che magari vogliono avvicinarsi a questa disciplina sportiva. Assolutamente sì, una palestra vicino casa, comoda, anche se manca un'infrastruttura lungo il fiume, infatti stiamo cercando. Cosa servirebbero? Degli spogliatoi? Degli spogliatoi, delle docce, qualcosa che permetta ai ragazzi che fanno canoa un cambio. La cosa incredibile è che bastano poche pagaiate per trovarsi subito immersi nella natura e ti dimentichi delle strade, delle macchine, dei palazzi, davvero a pochissimi minuti dall'imbarcadero ad esempio. È uno sport diverso, non siamo chiusi in palestra, il nostro tetto è il cielo e le nostre mura sono fatte di fronde di alberi. È un'altra cosa. Si vedono anche un sacco di ville venete e altri scorci in tutta la parte bassa di questa idrovia che parte da qui, da questo Noncello, per andare nel Meduna, poi nel Livenza, per finire nell'Adriatico. A livello turistico sarebbe molto interessante. Ogni tanto faccio questa pagaiata fino al mare e in poche lezioni una persona è in grado di, in un paio di giorni, quindi anche con la notturna, farsi un bel viaggetto. Sì, però mi faccia una cortesia, si metta il corpetto salvagente, ci faccia stare tranquilli. Va bene, adesso lo rimetto. Dagli una mano, non vedi che è in difficoltà? Paolo, dai, ma non preoccupi troppo. Ma non fatemi sempre prendere sti spaventi. Sei diventato una vecchia zia. Ma è il tuo amico di prima? Certo che è il mio amico di prima. Finalmente ti rendi conto? Non è male, mi sembra. Non è male no, ma è un po' che volevo dirtelo. Sai che non sei per niente male, mi sembra, io non me ne intendo tanto di canoa, ma non è male no? Cioè voglio dire, non sei più un ragazzino, ma secondo me qualche, non dico adesso di vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi, però qualche garetta amatoriale può portarla a casa secondo me, no? Veramente? Sì o no? Sì. Bene, adesso per salutare cosa diciamo? Possiamo dire provate il kayak, la canoa e gli sport di pagaia. Qui a Pordenone con il Canoa Club Naonis e dall'imbarcadero Marcolin qui a Portus Naonis È tutto. è tutto, salutiamo, Arrivederci. ciao.